Bella raga, ciao a tutti del comandante veneziano, siamo su Pro Cycling Manager e siamo al Giro di Sicilia, 4 tappe curiose. E niente raga, siamo al picco di forma massimo, quindi anche il mio allenatore mi ha detto che puntiamo molto sul Giro di Sicilia dopo la grande vittoria, eh, come si dice, nel giro precedente, per lapsus comandiano, oddio. Eccolo qua nella settimana internazionale Coppa e Bartoli, scusate, abbiamo un'altra bella chance secondo me, quindi vediamo di fare bene in queste 4 tappe. Siamo penso comunque, guardate, cioè, è perché chiaramente 2.1 ma siamo nei favoriti, proprio leader della squadra, perché è chiaro che ho fatto vedere grandi cose, soprattutto questa vittoria mi ha fatto salire bene di livello, quindi le chance sono molte di fare subito, diciamo, un buon primo anno, così poi nel prossimo possiamo andare già a livello difficile e partiamo proprio a bomba. Ok, io direi che possiamo andare. Eccoci qua ragazzi, siamo agli ultimi, guardate il mio picco, cioè guardate il picco che mi durerà circa 15 giorni. Cioè, fa paura ragazzi, eh. Fa paura, guardate le statistiche. Ma io ci provo lo stesso, cosa me ne frega, gli ultimi chilometri vado. 5 chilometri The riders mancano. are entering the last 5 kilometers of the stage. Il come vuole provarci, anche se no, chiaramente non sono una volate. Però non si sa mai. Vai Cube, non ci And credo. they're off. It's going to be very Dai, dai, fast. dai, dai, dai. Beh, comunque è stata una tappa di montagna, la gente è stanca, la gente è stanca, dai, 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 dai. Sì, ciao. Salutiamo tutti. Salutiamo tutti, ci ho creduto per A per un victory that istante. went right down to the wire. Chi c'è Wow, he Cavendish? handled his race well. Grande Cavendish. 18esimo, vabbè. Il Come ci prova, ragazzi, il Come fa queste arroganze, cioè, sono le arroganze comendiane. Non ci credevo veramente a un certo punto. Vabbè, abbiamo dimostrato che comunque ci siamo. And here are the race highlights we Ok, selected for you. ciao. Il Giro del Sicilia. Prima tappa andata. Ok, 21esimo improvvisorio, ma non potevo arrivare quinto, cioè si incassa. Ma come cazzo faccio arrivare quinto alla prima tappa? Cioè, deve essere un obiettivo a lungo termine. Se no, come cazzo faccio? Però con la forma che ho non dovrei avere problemi, secondo me, se non ci sono proprio i super fenomeni. C'è una tappa, questa tappa scorbutica, ce ne sono 5 km, non semplice però, eh. Non sarà semplice, un arrivo diciamo in leggera collina, pianura, non sai, comunque insomma, diciamo che il duro all'inizio. Ragazzi, caduta per Veneziano che è il peloton ma il gruppo è 2, è 1 minuto e 36. Ai ai ai. Non ci voleva questa, se devo recuperare la squadra perché... Brutta brutta caduta. Devo tirare adesso anch'io per recuperare. Ok, So this is the last third of the race. Anyone who is gunning for abbiamo victory ripreso il just has to make a peloton move però. fairly soon. Mamma mia, brutta caduta. Speriamo di aver fatto infortuni o altre robe. Siamo caduti proprio in discesa circa qua. Siamo caduti. Porca miseria. Vabbè, dai, ci sta, nel senso, siamo ancora giovani, siamo ancora inesperti. Qualcuno mi spiega cosa vuol dire qua inserimento, che l'ho cliccato, ma non ci ho capito molto. Quindi se mi volete aiutare mi fate un grosso favore. Mancano 10 km e vediamo. There are just 10 kilometers left. Ci devo provare adesso, devo anticipare la...
Se And voglio... they keep on attacking. Anyone that's low on gas definitely won't be able to keep up. Purtroppo non sono le mie. C'è anche la galleria. Niente, non è il mio, non è il mio settore questo, purtroppo. You see that? You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of Mancano riders 5 left chilometri. behind. There are just 5 kilometers left. Se mi spiegate questo inserimento mi fate un favore, chi lo sa, perché veramente io veramente non so. Tre, sette. Dai, come deve provarci, cazzo, mi ha fatto tutte queste salite. Vai Venezianone. And the final sprint is off. Who's going to be the first to the line today? Vai Cume. Il Cume ci prova, ma è impossibile, non può farcela, non ha lo scatto, non ha l'accelerazione, né lo sprint. Però io ci provo sempre, lo sapete ragazzi, non si sa mai, può sempre capitare, la colpo di fortuna può sempre capitare. Vince Cortina. E la tappa 2 vola così. Ha fatto una bella caduta, ho rischiato anche di perdere, avevo 1 minuto e 34 di svantaggio dal gruppo principale. 39esimi siamo arrivati, che bello. Diciamo che la tappa di montagna, quella è là che si decide il giro. Sinceramente penso che con la forma che abbiamo, se vogliamo la caduta sia portato dei problemi, io spero di no onestamente. Vediamo risultati. Intanto vediamo il globale. Nella globale siamo 27esimi. Vabbè, appunti non esistiamo, montagna neanche, 25 anni ottavi, sotto i 25 e a squadre siamo sesti. Va bene, ho capito vecchio, ma non sono le mie tappe queste. La prossima dovrebbe essere un tappone più adatto a me, mi sembra, pensavo sia la terza, quella nostra. Vediamo. No, in realtà no. Però sono già più duri sti punti. Però mi sembra proprio vediamo una cosa. Ah, l'ultima è all'Etna, l'ultima è quella che dobbiamo vincere chiaramente. Vabbè, ok ragazzi. Questa diciamo quarta tappa, terza tappa scusate, la Caltanissetta Ragusa pesantina, infatti sono abbastanza stanco, ho perso abbastanza energie, mancano 14 km, adesso vediamo, c'è l'ultima salitina, anzi c'è una salita, poi una discesa e poi finisce in salita, adesso vediamo, la forma c'è. Ricordiamo che l'ultima tappa è quella grossa con l'arrivo sull'Etna, quella sì che è pesante. Qua stanno tutti un po' studiando. Il gruppo 23 unità ragazzi, il pelotone si è distrutto praticamente in questa tappa comunque collinare. Che attenzione, qualcuno ci prova. Qualcuno ci prova. In quest'ultima salita qualcuno ci prova. Proviamo ad alzare un po' le pulsazioni adesso e vedere cosa riusciamo a fare. Ci voglio provare ragazzi, voglio testarmi, vediamo se ho le possibilità, il gruppone va forte comunque. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Che non riesco.
Vai, adesso devo provarci. Vai Kume, vediamo se riesce a fare qualcosa veneziano, ma in discesa per poi... Things are hotting up at the front. Niente. Non si passa. Il gruppo tira bene purtroppo. And there goes the mad first Il for the gruppo final tira sprint. bene. Niente da fare. Niente da fare, non sono i miei arrivi questi, non sono le mie tappe. Purtroppo non sono le mie tappe e si vede. A great win in Vince the sprint of the Skujins, strongman. Antunes, Izagir, Dombrovski, Ulissi, Cortina, Masnada. Veneziano solo We're waiting for tredicesimo. the back markers who appear to be fairly numerous Non in this una grande difficult race. tappa. Purtroppo. Adesso vediamo gli altri, però mi aspettavo di più con un picco così, con un 76 in collina, speravo di fare meglio, invece il gruppo siamo andati troppo tutti insieme e l'ho preso in quel posto. Però vediamo l'ultima tappa che è quella decisiva per noi, con l'arrivo all'Etna. And here are the race highlights that we've selected for you. Vediamo un attimo. 13esimo di tappa, assoluto siamo 14, no, 14esimi. Vabbè, qua non prendiamo niente, sono sempre incazzati. Adesso abbiamo l'ultima tappa del Giro di Sicilia. Ok, mamma mia ragazzi, tutta tranquilla, diciamo, poi l'arrivo sull'Etna sarà devastante. Raga, ci siamo, guardate che forma che ho ragazzi, ho una forma incredibile, The addirittura back is slowly c'ho whittling into 80 the in lead. montagna. Adesso è il nostro momento, 16 km alla fine, passo There's an lontano. attack in the leading group. Some 6-7 riders di are media, not giving it their all 19 and sharing the km. pace. Mamma mia. Devo andare un po' avanti ragazzi perché qua The finish line is getting close. The riders have just passed the 15 kilometers road sign. devo stare attento ragazzi, Dai, comincia a scalare posizioni, vecchio mio. Attenzione, sta facendo l'andatura. Ok. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Ok, seguiamo Montaguti che ci porterà su. Only a few riders are capable of following the very fast pace up front. Ok. E anche se è un po' presto io ci provo, voglio testarmi. Veneziano prova ad andarsene, Veneziano prova ad andarsene. Questa deve essere la sua tappa, la tappa del campione. Ok, e Veneziano prova ad andarsene, però aspetta, ma porca miseria, mi sbaglio sempre. Tira. E vediamo cosa riesce a fare il Kume. Se ne va Only 10 kilometers left. a 10 km dalla fine, quindi non pochi. Il Kume la vuole rischiare. Andiamo di gel. Veneziano prova ad andarsene a 26 secondi sul secondo gruppo e 25 sul primo. Non sarà semplice, non sarà semplice. Stiamo tirando ai 78, diciamo. Veneziano prova ad andarsene. 45 secondi sul gruppo, abbiamo una forma incredibile, il nostro picco questo. Per questa stagione va bene così, poi faremo fatica nella seconda parte, ma devo accumulare più punti possibili adesso. Ok, vediamo se riusciamo a recuperare un pochino. Non avevo neanche più le borracce, cazzo. Sta un po' morendo l'uomo, però. 55 secondi, mancano 6 km e mezzo, forse ho esagerato. Infatti sto perdendo terreno.
se riusciamo ad abbassare un po' i giri, stiamo This climb perdendo features some tempo, dreadful siamo a percentages. 48 secondi, ai ai ai, forse ho fatto un ho anticipato troppo, forse. Abbiamo 42 secondi da Dombrowski, stiamo perdendo tutto, ragazzi. Anticipata troppo e arriva lo statunitense, ai ai ai. Only 5 kilometers left. L'abbiamo anticipata troppo forse, eh? Vediamo, l'americano è in difficoltà però, eh? Vediamo. Io sto cercando di recuperare adesso. Sto cercando di recuperare. Abbiamo un minuto di vantaggio sul secondo gruppetto che è di una sola unità. E mo vediamo. Mancano 3 km e mezzo, siamo rimasti in 2. Puttana miseria. Solo che sono distrutto veramente. Sono veramente, veramente distrutto. Non riesco più a recuperare purtroppo. Mancano 2 km e mezzo. Mamma mia che gara, ragazzi. Falling behind. Falling behind. Falling behind. Ce la giochiamo tutta alla fine, eh. E prova lo scatto. Veneziano prova lo scatto adesso, non ne ha più. L'americano non ne ha più. L'americano non ne ha più. L'americano forse non ne ha più. Non ne ha più, non ne ha più. È morto alla fine. Non so se basterà per vincere il giro però. Yes! Vinco la mia prima tappa da solo. Sì, però che fatica, ragazzi. Cioè, l'ho vinta veramente per 18 secondi. Oh, mamma mia, pensavo di far meglio sinceramente con un po' di forma, avevo 80 in montagna. Non sono iper soddisfatto, avevo veramente una forma guarda tutto devastante. Però vediamo se porto a casa il giro. Non lo so. Non lo so onestamente. Sono partito un po' prima, però per fortuna alla fine Dombrowski non ne aveva veramente più, infatti non è riuscito neanche a tirare. E mo vediamo, tanto arriva tutto il gruppotto adesso. E vediamo adesso se veramente riusciamo a portare a casa la vittoria. Io la vedo un po' dura, però. C'è più non mi ricordo Dombrowski e il suo... Cioè avevo 14 secondi di ritardo. Beh, teoricamente anche lui non era 13esimo. Penso di avercela fatta. Però aspettiamo. Scalatore. Risultati. Guardalo, guarda. Vediamo. Sì. La vinciamo noi, globale. Vinciamo per 22 secondi su Dombrowski. Quindi sta veramente, veramente sudata. Vinciamo il Giro di Sicilia. Ok, appunti. Montagna vince Imhoff Claudio. Giovani vinciamo noi. Classifica squadra vince Landroni che è fortissima, ragazzi, veramente abbiamo scelto bene. Molto molto good, signori. Eccezionale, eccezionale la cosa, scalatori secondo e miglior giovane. Ragazzi, stiamo veramente andando alla grande, il calendario vede la prossima. Abbiamo obbligatorio. Vabbè, questa non so onestamente cosa andremo a fare. Questa qua Questa non mi sembra proprio una gara adatta a noi, vabbè. Darò una mano a qualcuno. Ne abbiamo la Rua de Touragnel, scusate la pronuncia bellissima. Giro della questa sarebbe bella portarla a casa, Giro dell'Appennino. E il Vuelta delle Asturie. Questo diciamo è il programma. Ok. Raga, sotto il comandone veneziano, stiamo andando veramente bene. Portiamo a casa un altro giro dopo la Coppa e Bartali. Veramente molto molto bene, però è chiaro che con quelle statistiche mi aspettavo una vittoria più larga, invece l'ho veramente rischiata. Raga, sotto il comandone veneziano, ciao.